La sensazione, comunque la si voglia commentare, è quella di aver vissuto una pagina surreale della storia politica nazionale. Con il veto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Savona, quale Ministro all'Economia, il Presidente incaricato Giuseppe Conte rimette il mandato. Salvini e Di Maio non ci stanno a sostituire il professor Savona con Giancarlo Giorgetti. Il primo invoca il voto immediato, il secondo fa eco a Fratelli d'Italia e ventila l'ipotesi di chiedere l'impeachment per il Capo dello Stato. Mattarella tira dritto, spiega le motivazioni della sua scelta in un discorso netto alla nazione e convoca Carlo Cottarelli al Quirinale. Gli affida l'incarico di formare un governo che lo stesso signore della Spending Review di Letta e Renzi ribadisce che se otterrà la fiducia in Parlamento, dove la maggioranza non c'è, arriverà al massimo sino all'approvazione di bilancio, mentre se sarà bocciato si limiterà alla gestione ordinaria fino al voto il prima possibile. La squadra, detto Cottarelli, sarà comunicata al più presto, né lui né i ministri si candideranno. Luca Zaia, presidente del Veneto, parla di pagina triste della democrazia italiana, chiede il voto immediato e si smarca dall'impeachment. Il segretario regionale del Partito Democratico, Alessandro Bisato, annuncia una mobilitazione a sostegno del Capo dello Stato. Il Movimento 5 Stelle del Veneto, invece, rimanda ogni commento alla direzione nazionale. E poi ci sono le reazioni infinite di leoni da tastiera, costituzionalisti improvvisati e commentatori che forse ignorano l'educazione civica.